Abbiamo Mirko Bertolucci, allenatore dei Pumas, vittoria sofferta, ma insomma bella partita. Sì, una partita molto equilibrata. Il primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo subito gol e ci siamo un pochino smarriti. Abbiamo subito il secondo e la partita si era messa male. Fortunatamente siamo riusciti a accorciare prima della fine del primo tempo. Il secondo tempo invece penso onestamente che abbiamo fatto di più, abbiamo tenuto meglio la pista, abbiamo fatto subito il 2-2, da lì la squadra ha preso fiducia, ha cominciato a produrre hockey e credo che il risultato poi alla fine sia corretto. Abbiamo detto anche con Sergio Silva in Teleronna che è bello vedere ragazzi giovani sia da una parte all'altra per crescere, per arrivare magari a mete più ambite. Sì, sicuramente quest'anno il Follonica ha ringiovanito tanto rispetto all'anno scorso, anzi dite proprio ragazzi dell'Under 19 stanno facendo bene in on, oggi hanno giocato un'ottima partita. Noi è il gruppo storico, stiamo crescendo anno per anno, l'obiettivo è quello di fare una buona A2 e arrivare nei playoff per l'accesso alla Serie 1. È chiaro che il campionato è lungo, queste partite qui servono tanto perché fuori casa comunque è sempre più complicato che giocare in casa. Sì, finalmente dopo qualche anno si comincia a rivedere qualche giovane di qualità nelle piste, spero che sia di buon auspicio per l'hockey italiano. Complimenti.